L'esercizio provvisorio del bilancio regionale è prorogato fino al 30 aprile. È quanto ha deciso l'Assemblea siciliana, che ha approvato a maggioranza il disegno di legge con 46 voti favorevoli, 19 contrari e un astenuto. I lavori sono stati rinviati dal presidente di turno Camillo Oddo a dopo Pasqua, a giovedì 12 aprile alle ore 11. All'ordine del giorno il voto al bilancio di previsione e la discussione finanziaria. Ed il via libera dall'ARS alla proroga di un mese dell'esercizio provvisorio ha provocato una serie di interventi incrociati. Da più parti sono state chieste le dimissioni del presidente Lombardo per incapacità governativa. Dure le critiche del Popolo della Libertà con Salvino Caputo e Innocenzo Leontini. Il capogruppo del PDL ha addirittura invitato l'assessore Gaetano Armao a rassegnare le dimissioni per aver presentato un bilancio falso. Ma l'assessore Armao ha replicato affermando: l'approfondimento chiesto da questo governo è dovuto ai due pronunciamenti della Corte Costituzionale che rimettono in gioco diverse questioni. L'opposizione ha attaccato il presidente della regione Lombardo. Totò Cordaro in aula ha dichiarato: si sta assistendo ad un teatrino drammatico per i siciliani. Tutti i governi ribaltonisti di Lombardo hanno approvato esercizi provvisori e si vuole tenere la Sicilia sull'orlo del baratro. Lombardo, ha aggiunto Cordaro, liberi la Sicilia, si dimetta, faccia questo gesto di generosità nei confronti di tutti i siciliani. Critiche anche da Grande Sud, che con Carmelo Incardona ha attaccato anche la maggioranza incapace. Lombardo ha proseguito: non è un amministratore capace, non è un adatto al ruolo di presidente della regione, si dimetta. Ancora più duro Totò Lentini dell'UDC: la gente vuole voltare pagina, servono cose nuove, progetti nuovi perché la gente è disperata. Il capogruppo del PD, Antonello Cracolici, replica e afferma: è un bilancio che abbiamo ereditato e sul quale in molti hanno messo le mani nel corso degli anni. La proroga dell'esercizio provvisorio ci consente di ottenere nuove risorse, conclude Antonello Cracolici.